Ma se che penso a lua mi vedo ma vedo i miei monti e a Ciassa d'Annunzia. A ti piace cantare in senese? Sì. E com'è partita questa cosa? È partita per la nonna di un mio carissimo amico, la signora Maria Luisa Boero. Dai tempi che facevo il nautico mi ha sempre chiamato Umainà. Umainà. Umainà ci faceva sentire in casa le canzoni in genovese di Piero Parodi, dei Trilli. Tu sei nato a Genova? Io sono nato in Egitto e cresciuto qua. Quelli che ti sentono cantare in senese, cosa ti dicono? Non dovrebbe essere una questione anomala, dovrebbe essere quasi una normalità. Cioè, per quanto faccia strano, poi di per sé penso che qualsiasi persona, come dire, anche non italiano e non genovese, potrebbe imparare il genovese se gli dedicasse del tempo, no? A me il genovese piace tantissimo, anche la simpatia del genovese, quella simpatia un po', no? Quel lamento che diventa simpatico, cioè per assurdo il genovese è simpatico anche senza sorridere, no? È sempre venire lì a mugugnar de lungo. Dove ti travaggi si sente un po' parlare senese o no? Poco, purtroppo è una cosa che si sta un po' perdendo. Se va persa non la recuperiamo più ed è un peccato, perché dietro ogni lingua, dietro ogni dialetto c'è una tradizione che va molto oltre, come dire, la lingua e la comunicazione del popolo di per sé. Conserva anche tradizioni, nomi di cose che non sono più utilizzate, ma che talvolta solo il nome è rimasto come ricordo storico di quella cosa, no? Se una persona si presenta in modo educato e, come dire, riconosce gli spazi degli altri e i propri e si muove di conseguenza, penso che nella maggior parte dei casi non dà manco spazio a chi ha pregiudizi di poterlo in qualche modo intaccare. E quanto conta magari l'ambiente in cui si cresce, le compagnie? Conta tantissimo secondo me, ma in generale per qualsiasi persona. Se una persona cresce in un ambiente in cui ha tutti contro, il valore che percepirà di se stesso sarà purtroppo meno di quello che di certo è. Se invece in questo contesto c'è anche un contorno affettuoso che gli fa capire i suoi valori, bene o male sono difficoltà che vengono superate, come potrei pensare nel mio caso.